quello che ha seminato in vita sicuramente rimarrà per sempre, i frutti che ha contribuito a far germogliare vivono tutt'oggi, è stato uno dei primi promotori dell'emancipazione sociale della nostra città, è stato socio fondatore di Radio Favara 101, attore e regista della prima compagnia teatrale di Favara, l'Associazione d'Arte e Cultura RF 101, un uomo dai principi saldi, credeva fermamente in quello che faceva, credeva nell'emancipazione di questa città. Che dire, io perdo un punto di riferimento, uno zio, un padre, un maestro. Favara perde è un pilastro della cultura, perde un grande uomo sicuramente, sia sotto il profilo culturale che umano. Un ricordo che viene in mente pensando a Peppe Valenti? Mi vengono in mente anche le sue sfuriate, quando sul palcoscenico non andavano le cose come avrebbe voluto lui, allora veniva giù, si arrabbiava, poi silenzio e poi si riprendeva e andava sicuramente meglio. Si è spento all'età di 78 anni e ieri molti lo hanno voluto salutare un'ultima volta. Si sono svolti presso la chiesa San Giuseppe Artigiano di Piazza Don Giustino, a Favara, i funerali di Giuseppe Valenti, conosciuto sia per la sua statura culturale, sia per il ruolo istituzionale che ha ricoperto, quello di comandante dei Vigili Urbani della città dell'Agnello Pasquale. A celebrare Don Uriel Ortiz, presenti ovviamente i parenti, i familiari e i cari di Peppe Valenti, oltre a loro anche tanti amici che lo hanno conosciuto grazie alle sue attività ed iniziative che nel corso degli anni hanno fatto onore alla città di Favara dal punto di vista sociale e culturale. Valenti ne ha sposate tante. È stato tra le altre cose anche insegnante, scrittore e poeta. Ieri non sono mancati fiori, non sono mancate le persone e non è mancata la sua stessa polizia municipale con in testa l'attuale comandante Gaetano Raia. Gli agenti della locale, presenziando al funerale, scortando il feretro e dedicandogli il picchetto d'onore, hanno così omaggiato il comandante Valenti. È venuto a mancare per Favara un grande comandante, ma più che un comandante, un uomo la cui umanità è stata riconosciuta da tutti e apprezzata da tutti. Un esempio per tutti noi, perdiamo una grande persona e un grande amico. Era nostro dovere ricordare il nostro comandante, come noi lo chiamiamo all'interno del corpo, perché per noi è stato un esempio di correttezza, di dignità, di professionalità ed è quello che vogliamo continuare a fare. La nipote di Valenti, Giusy Moscato, al termine della Santa Messa ha voluto leggere una commovente lettera indirizzata al parente compianto, ricordandone la figura e rendendone partecipi tutti i presenti che hanno assistito al momento. E da lassù insieme veglierete e pregherete per noi. Ciao zio Peppe, ci ritroveremo. Molti anche gli amici, diversi dei quali si sono legati al favarese nel corso delle sue attività culturali legate al mondo della radio e del teatro, che non hanno voluto mancare ieri ai funerali. Tutti intorno ai familiari e ai parenti più stretti. La mancanza di Giuseppe è una mancanza per tutta Favara. Il teatro a Favara è iniziato con lui e tante compagnie che ci sono qua a Favara devono a lui la nascita di questa meravigliosa arte che è il teatro. E non solo si è interessato di teatro ma anche di spettacoli canori, è stato forse uno dei primi ed è un grandissimo peccato che Favara abbia perso un figlio degno di tale nome. Peppe Valenti a Favara è stato dunque un'istituzione sia per il ruolo di comandante della municipale sia per il panorama culturale della città. Lo ha rimarcato anche l'assessore comunale alla polizia municipale Giuseppe Bennica. Peppe Valenti era un'istituzione non perché è stato comandante solo della polizia municipale ma perché era un'istituzione culturale. Ecco, il teatro ha avuto tantissimo a Favara grazie a lui, tra l'altro la sua incisione culturale è rimasta forte. Oggi il teatro vive anche grazie alle sue trovate, alla scelta anche delle opere perché erano di alto livello. Peppe Valenti sceglieva anche al gruppo di Radio Favara 101 che di cultura diciamo ne ha vista passare tanta, sceglieva le commedie anche in funzione di ciò che voleva trasmettere alla città, capiva che la città in quel momento aveva bisogno di un messaggio e sceglieva le sue opere, le opere da comunicare alla città ad hoc proprio per quei periodi. Giunto il momento di spostarsi al cimitero, l'auto funebre si è allontanata da Piazza Don Giustino, anticipata da un mezzo della polizia locale e seguita dai parenti del defunto.
Alla famiglia Valenti, ancora una volta, rinnoviamo le sentite condoglianze della redazione e dell'editore di Sicilia TV.